strada. Cosa? Manco un po' ancora, da ieri pomeriggio. È suo il cane? È mio, è mio. Sì, sì. È spaventato? No, non è spaventato, è un po' scocciato più che altro, sì, anche lui. No, è da ieri che era ieri pomeriggio che è fermo, per cui adesso ho preso gli stivali e l'ho portato fuori. Da che ora siete bloccati? Io sono stato a casa ieri sera, uno dei primi che ha visto com'era la situazione qua e infatti ho lasciato la macchina in piazza. Fatto bene perché il garage è allagato e niente, ho la fortuna di abitare al primo piano. I suoi genitori sono bloccati in casa? È bloccato in casa, mio nipote abita sotto al piano terra e a 20 cm di acqua e quindi niente, adesso aspettiamo che scenda, che da stamattina adesso non è sceso quasi niente, quindi stiamo a vedere, altro non possiamo fare adesso. Mai successo? Mai successo. Io una vita che sono qua, ma i miei che ancora di più, mai successo, quindi non so che dire, non so che dire. Come state lavorando, come state operando? In sicurezza, come al solito. Quante pompe? Adesso le abbiamo staccate, ce ne sono due piccoline, adesso ci stiamo spostando in un altro sito dove c'è più necessità. Tutto lì. Quanto tempo ci vorrà? Questo non lo so dire. Sembra difficile valutare queste situazioni qua. Ci sono delle difficoltà che state trovando? No, le difficoltà sono sempre quelle che l'acqua arriva e vi devo portare via. Come si chiama? Gaudenzio. No, ci sono famiglie bloccate. Sì, questa è la nostra preoccupazione più grande, che in primis stiano tutti bene, chiaramente i danni ci sono, adesso aspettiamo, attendiamo. Siamo stati fortunati perché comunque il territorio è vasto, almeno qui è rimasto qui, speriamo insomma, andiamo avanti, forza. È successa una bomba d'acqua, è chiaro che il fiume Meolo questa notte ha esondato attorno a mezzanotte e mezza e nel giro di neanche mezz'ora ci siamo trovati sommersi. Tutta Via Grande nella frazione di Rovarè e in particolare via San Nicolò ha avuto un'ingente quantità di acqua dentro le abitazioni e anche nei garage e nei sottoscala. Abbiamo chiesto da subito l'intervento anche da parte del consorzio, però stante la situazione di emergenza diffusa purtroppo è intervenuto tardivamente quando insomma la situazione era già in estrema emergenza. Dopodiché sono state aperte anche le chiaviche, però è chiaro che il deflusso delle acque è stato molto lento perché tutti i canali erano pieni. Quindi da parte nostra anche chiediamo che vengano fatte le adeguate manutenzioni nei fossati, perché questo sicuramente aiuta il deflusso delle acque e anche ad evitare assolutamente il tombinamento dei fossi, perché sappiamo bene che queste opere idrauliche servono affinché in questi casi di estrema emergenza ci sia la possibilità dell'acqua di avere i propri corsi dove far correre l'acqua.